Nonostante con l'uomo in meno per gran parte della sfida, il Mistretta riesce a centrare un risultato positivo contro l'Ostica Sant'Angiolese, confermandosi in zona playoff. I padroni di casa partono bene, sciupando subito il vantaggio con Gambino che, perfettamente servito in aria da Salerno, calcia incredibilmente sul portiere. I locali insistono e dopo un possibile rigore invocato su Ferrando, sul quale il signor Asero dice di no, gli amastratini la potrebbero sbloccare con Salerno, ma il bomber di casa viene fermato dalla decisiva parata di Caserta. La Sant'Angiolese non sta comunque a guardare, provandoci prima con l'ex Tranchita che da fuori spara di poco sul fondo e subito dopo con D'Amico che, servito da Tranchita, non trova l'impatto con la palla. Ma al 36esimo l'episodio che cambia la partita, quando il fischietto di Marsala mostra il rosso diretto al difensore del Mistretta Belbruno, giudicando il suo intervento su Cangemi da ultimo uomo e concedendo calcio piazzato agli ospiti. Dalla punizione seguente di Tranchita il colpo di testa dei biancoazzurri non sortisce l'effetto sperato, effetto quello del vantaggio che 2 minuti dopo trova invece il Mistretta grazie al penalty conquistato da Gambino e trasformato in maniera impeccabile dal bomber Salerno, che firma così l'1-0 per i suoi e il suo 15° sigillo in campionato. Nella ripresa, dopo 2 tentativi da parte del Mistretta, con Salerno e Gagliano che non centrano il bersaglio grosso, la Sant'Angiolese si riporta in avanti andando al tiro, prima con Cangemi, il cui destro si perde alla sinistra di D'Amico, poi ancora Cangemi ci prova da fuori con palla che si spegne alta non di molto, quindi D'Amico, ben servito in aria da Tranchita, sfiora di un soffio la traversa, subito dopo il colpo di testa di Segreto è disinnescato dal portiere amastratino e infine D'Amico col destro non trova lo specchio della porta. Bersaglio che i biancoazzurri centrano però al minuto 83, quando D'Amico innesca Cangemi che di sinistro mette alle spalle del portiere, facendo così Mistretta 1 Sant'Angiolese 1. Nonostante il gol subito, gli amastratini tentano il tutto per tutto, ci prova il solito Salerno ma il suo diagonale mancino si perde fuori non di molto. Stessa sorte anche per il tentativo di pallonetto operato da Rinaldi subito dopo e ancora Salerno da pochi passi viene fermato da un attento Caserta. Nei minuti di recupero però la Sant'Angiolese cerca il gol vittoria con i tentativi del neoentrato Lopressi, che prima viene chiuso in angolo da Ducure e dal successivo corner il suo colpo di testa non produce il vantaggio sperato. Il Mistretta sale in classifica, quota 29 punti e si conferma in quinta posizione, mentre la Sant'Angiolese si porta a 24 e aggancia all'8° posto la Valdinisi.